Annino Mere, protagonista di questo incontro, in qualche modo un personaggio pubblico, a volte anche suo malgrado, come ha modo di scrivere nei suoi libri, o quasi sempre suo malgrado, e tuttavia è una condizione che gli serve per trasmettere messaggi attuali nella condizione nella quale è oggi, di uomo che ha riconquistato la libertà, seppure non del tutto incondizionatamente. Poi ci dirà in quali condizioni è oggi in relazione allo sconto della sua pena e dei rapporti con il carcere, che è una delle materie che tratta nei libri. L'iniziativa è promossa dalla libreria di Bacchisio Medde, che vedo continua a essere chiamata ancora Piras, memoria tra virgolette di Chiara e Steffi, e della casa editrice che si chiama, lo vedete nel libro, Alfa Editrice. È qui presente la editrice in persona, che è una donna. Ti presentiamo dopo, anche perché ho delle domande da fare pure a lei. Facciamo andare questa iniziativa sotto forma di conversazione, più che altro, di domande e risposte. Spero di riuscire. Io sono Umberto Coco, sono un giornalista in pensione da qualche anno, sono stato a lungo alla Nuova Sardegna, ho fatto anche talvolta la cronaca nera, ben arrivato Don Salaris, e poi sono stato per 5 anni responsabile dell'ufficio stampa della regione, incidentalmente anche per 5 anni sindaco di Sedio, che è un paese che conoscete, e con il quale Mammogliano, il paese del quale è originario Annino Mere, ha qualche analogia. La sua storia ha molte analogie con vicende che ci riguardano tutti. Ora Bacchisio racconta che c'è un gran mercato dei libri di questo genere, se lo possiamo chiamare così, e cioè di storie del banditismo affrontate da punti di vista diversi e spesso anche direttamente da coloro che sono stati protagonisti. Come se fosse un effetto nostalgia in qualche modo dei tempi che almeno la mia generazione, qualcuno anche successiva, ha vissuto. È come se non ci riguardassero più. Io credo che oggi, discutendo fra di noi, grazie al contributo di Annino Mere per le cose che scrive, troveremo analogie non soltanto con vicende passate delle nostre comunità, ma anche con un pochettino del presente. Qualche analogia e anche qualche incoraggiamento ad affrontare le questioni ancora vive. Non so se si può mettere direttamente i piedi nel piatto, ma oggi si stava concludendo a Oristano un processo che coinvolge alcuni ghilazzesi per un fatto di cronaca pesante, molto grave, accaduto non troppo tempo fa. Io penso che chiunque di voi abbia a che fare per rapporti diretti, personali o professionali con questi ragazzi, qualunque sia la loro sorte, che forse vi si può raccomandare di scrivere, insegnare a scrivere, oltre che a leggere, se già non lo fanno. Perché nonostante tutto è una strada di riscatto, ed è la cosa più interessante del libro di Annino Mere e dei libri di Annino Mere. Io avrò molte cose da dire non perfettamente edificanti nei confronti del libro, in qualche modo anche di Annino Mere, non di esaltazione, di critica persino severa ad alcuni aspetti del libro, ad alcune reticenze, ad alcune esagerazioni, per esempio in qualche scelta fatta nel corso della sua vita,
o anche politica, senza moralismi, senza volere giudicare, non tocca a noi farlo, lo hanno fatto, a volte anche sbagliando altri, e lui è perfettamente di fronte alla sua coscienza in grado di capire il valore delle cose, della sua vita, gli errori e di tirare anche qualche somma a questa età che non è molto distante dalla mia, siamo quasi coetanei, lui è un uomo del 50, del 55, del 51. Lo facciamo parlare subito, così rompiamo anche il ghiaccio con lui. La vicenda, il libro, adesso chiediamo conto anche all'editrice, è in qualche modo per la terza volta che esce questo libro, con titoli diversi. L'ho visto nella collana dell'Unione Sarda con un titolo diverso da questo, e in origine ne avevo un altro ancora, quello che venne pubblicato nel 1996 dalla GIA. Esatto. Per cui la domanda che farei all'editrice, poi ci rispondi dopo se vuoi, è perché ha deciso di pubblicarlo con questa veste, con un apparato critico diverso. Quello dell'Unione Sarda non aveva nessuno, proprio né introduzioni né appendici, era nella collana Banditi ed era proprio sotto forma di autobiografia, sembrava quasi il titolo Nino Mele. Nella prima edizione c'era di interessante la prefazione di Pietro Roncari, che credo un giornalista che deve aver aiutato Annino, deve avere fortemente incoraggiato Annino e poi aiutato in qualche forma nell'arrivare alla edizione del libro, e giustamente ne è orgoglioso. Poi c'è un appendice interessante con molte dichiarazioni tratte da interviste ad Annino Mele fatte nel corso degli anni 90, mi sembra di capire, che sono interessanti. Alcune le ho trascritte e poi le leggerò formulando qualche domanda. Nel libro della Alfa Editrice, notevole secondo me, proprio di livello, e aiuta moltissimo a inquadrare il personaggio, l'autore e le vicende della Sardegna interna di quegli anni, di Tonina Pava, che è stata pure lei tra l'altro sindaco di un paese che è Arizzo, però è una docente, una forte consapevolezza anche critica, letteraria e storica, che usa con moltissima umanità, senza appunto voler giudicare, invitando le persone a non farlo, a tenere conto del racconto di Annino, senza neanche prendere tutto per oro colato, nel senso che c'è qualche elemento di finzione, poi glielo chiediamo, non è tutto cronaca oggettiva delle vicende che lo hanno riguardato. In breve, e con l'aiuto di Annino, io vorrei ripercorrere qualche tappa di questa sua vita e dell'autobiografia. Comincia il racconto con quella che lui proclama da subito essere stata la fine della sua infanzia, e che accade a 4 anni, quando viene arrestato il babbo. Lui ha 4 anni di età. Il babbo è accusato insieme ad un cognato e a 2 nipoti, cugini di Annino, di essere uno degli autori della strage di San Cosimo, celebre, del 55, quando erano uccise 3 persone in un attentato contro 4 occupanti di una macchina, sono tutti nomoiadini. Annino, poi la prima domanda sarà questa: è come se ricordasse con una precisione massima quel periodo lì, nonostante gli psicologi, i pedagogisti dicono che non ci si ricorda di quello che è accaduto a 4 e 5, forse neanche 6 anni, però sicuramente crediamo di ricordare
perché sono forti le suggestioni, perché basta un racconto che ci rinnova e rinfresca quella memoria lì e siamo sicuri di averlo vissuto e di raccontarlo per come è vissuto. Questo serve anche per dire che il punto di vista è sempre il suo punto di vista, che con consapevolezza lo assume su di sé totalmente. Non credo pretendendo di dire la verità, ammettendo anche appunto un punto di vista parziale, di parte, ma tuttavia rivendicandolo e affermandolo con sicurezza, compresi questi aspetti che in me hanno lasciato qualche dubbio. La sua vita da allora il babbo sta in carcere 3 anni, al processo viene assolto insieme al cognato, vengono condannati invece i 2 nipoti che però dopo qualche anno sono assolti pure loro in appello in una fase successiva della strage di Sant'Osimo. Comincia però per Annino una vita in campagna, non so se per necessità totale, perché era come se non fossero possibili alternative. E qui si apre il capitolo di quali alternative erano possibili nella metà degli anni 50 nei nostri paesi rispetto a una vita in campagna per chi ci era nato in una famiglia rurale, che hanno esercitato la famiglia, gli ambienti, il contesto degli amici, della famiglia, che vedremo che qualche figura importante c'è in questo contesto qua, che funzione esercita la Chiesa, che è una delle istituzioni educative fondamentali, lo era soprattutto allora, che funzione esercita la scuola. Qui cominciano a verificarsi cose che possono accadere anche oggi, speriamo con qualche possibilità in più, anzi sicuramente con qualche possibilità in più di venire riacchiappati. Annino scappa dall'asilo, è contento quando la mamma lo esime dall'andarci. Stiamo parlando di 5-6 anni di età. Ha un difficilissimo rapporto negli anni successivi con tutti gli istituti formativi. Comincia a entrare in conflitto con il babbo, crescendo gli rimprovera di non essere, soprattutto forse dopo l'esperienza di 3 anni in carcere, da innocente, secondo il figlio, secondo la giustizia, forse in seguito a questo gli rimprovera di diventare anche un po' violento, soprattutto taciturno, di non avere una funzione educativa e un rapporto amichevole col figlio, anche da padre, che possa alimentare e contemporaneamente gestire e far gestire il conflitto che si può sviluppare a una certa età, soprattutto nell'adolescenza, che si sviluppa invece come se non ci fosse la possibilità di mediarlo. Con la scuola un rapporto così difficile che tende a scappare ogni volta che può, di farne a meno. Accade una cosa che nel mio paese in quegli anni non del tutto accadeva, che anche la considerazione sociale della scuola è di questo tipo. Gli dice il babbo: ma cosa vuoi fare? Quando lo vedeva non far nulla. Ma tu vuoi fare lo studente, come dire, chi non fa nulla è destinato a fare lo studente, è una vita da fannulloni, non di emancipazione, come invece accadeva in quegli anni in Sardegna, in contesti più o meno simili. Era fortissima la spinta, per esempio, a Sedilo a farli proseguire, almeno uno per famiglia, possibilmente le donne, ma anche il maschio. Era proprio una strada di emancipazione che mi sembra uno dei portati del dopoguerra e anche della forza del boom economico che si cominciava a intravedere. Ma prosegue la vicenda, non ve la dico del tutto perché altrimenti non coprireste il libro, con un racconto a volte anche minuzioso di quel che accade, di
di un percorso che a un certo punto, da adulto, rileggendo la sua vita, lui dice così determinato che era come se il destino si imponesse, e la necessità, come se non ci fosse nessun'altra strada percorribile per lui. Per cui entra nel vortice del pensiero già nell'infanzia di come fare a vendicarsi, tra virgolette, a rivalersi, a far smettere coloro che complottano contro la sua famiglia, che fanno di tutto per mettere in galera i parenti e che poi sono temuti perché non facciano anche di più, perché lo dice esplicitamente in una pagina del libro: vivevo con la coscienza che qualcuno voleva sterminare la mia famiglia, cancellarci dalla faccia della terra, e si difende. Intanto entra in possesso di un'arma, viaggia con un'arma già da adolescente. Il babbo è armato da quando è rilasciato dal carcere. Comincia a formare il gruppo di amici che frequenta con assiduità, alternando la scarsa vita in paese con la dura vita in campagna. Frequenta un bar, quello di Zia Maria, come accade nei nostri paesi, assiduamente. Ammette che il bere è un'attività a volte anche esagerata, e stiamo parlando degli anni appunto della sua adolescenza, e come vedete non sono cose del tutto estranee al nostro passato e anche a qualche presente delle nostre comunità. Che accade? Che viene arrestato per la prima volta, mi pare, a 16 anni, è così, a Nino. 17 anni. Rimesso in libertà il giorno dopo da De Carlo, sotto l'accusa per un furto. Era più una birichinata, un atto così. Avevano sentito dire insieme agli amici che stavano cercando di recuperare i temi delle scuole elementari, non si capiva per farne che cosa, e lui con i suoi amici riteneva che appartenessero più a loro che a questi che volevano farne chissà che uso, per cui entrarono di notte a scuola. Una spiata li fece trovare lì, non ci fu verso lì per lì di spiegare la ragione, riuscirono però a chiarirlo e vennero rimessi fuori. Lì conosce il carcere, tuttavia sono esperienze importanti che forse cominciano a segnarlo. I suoi provano a mandarlo fuori a lavorare, fa poco meno di un anno a Roma come garzone di una macelleria, non si trova bene in quella città, torna Mamoiata. Nel frattempo accadono fatti di cronaca che coinvolgono il suo paese, o direttamente attraverso famiglie del paese, o in una circostanza della quale lui viene accusato, la rapina, un furgone postale in territorio di Mamoiata, vero? E del quale lui viene accusato, del quale verrà poi assolto. È un vortice, c'è un altro tentativo di allontanarsi, va in Brianza attraverso parenti e amici, anche lì in una grande azienda al servizio della macelleria, ha un poco di passione per la campagna è uno degli altri elementi delineati a volte anche con tratti che toccano, commoventi, non retorici, poetici a volte. C'era una signora da Bacchisio, cercavo oggi un libro dal titolo Sarmiglia, che è il profumo della vita, che è l'ultimo capitolo dell'autobiografia. Mi sembra che lì trovi l'occasione, o da un carcere, non so dove, non mi ricordo più, a Nino, di tornare, vuole passare a San Cosimo, dove era cominciata tutta questa sua vicenda drammatica, dove finisce perché viene arrestato lì per l'ultima volta, sempre a San Cosimo. Lì vuole tornare per una rievocazione di questo luogo mitico per loro e per lui ancora di più, e sente il profumo di Sarmina. Ma la campagna è anche triste,
Una delle pagine più belle è quella sulla solitudine che lui sente, a volte perché sono lunghi periodi, anche 2 mesi di permanenza in campagna senza poter tornare in paese, come accadeva allora anche in campagne non troppo lontane dai nostri paesi. Lì soffre la solitudine, ogni tanto probabilmente cerca di sfuggire anche a questa, provando a fare esperienze altrove. Mi sembra di capire che anche l'esperienza in Brianza, no, più di quella di Roma, dove in quell'anno non accade niente, senti il forte bisogno di tornare, in Brianza accadono anche fatti sgradevoli, una rissa e una vicenda che riguarda una donna che finisce con sospetti e accuse da parte dei familiari per un amoreggiamento innocente. Poi però una seconda volta che ci torna la Brianza è anche diventata in quell'ambiente violento, viene lui stesso accusato del sequestro di persona del figlio di un industriale, o no? Mi guarda male, come se non stessi facendo per bene il riepilogo di questa vicenda, ma poi... Sì, lo facciamo intervenire, no? È dispiaciuta lei che mi sto trattenendo troppo. Lo facciamo intervenire subito. Niente, questa è tutta la fase in cui poi i fatti diventano anche pesanti. Non ammette a Nino nell'autobiografia, nemmeno nelle dichiarazioni che ho visto nell'appendice alla prima edizione, di avere mai commesso un omicidio. Ammette sì di aver fatto dei furti, i furti sono a volte occasioni proprio così che nascono da un momento all'altro o per una necessità, di nuovo questo elemento della necessità, perché bisogna mangiare, perché si sta in compagnia e uno propone di andare a rubare una pecora per farsi la cena. Ammette però almeno qualche sequestro di persona. Viene accusato di un sequestro a Mazzella piuttosto importante, poi però assolto. Un altro invece lo racconta nei dettagli perché gli viene in qualche modo affidata una coppia, che sono De Candia e Pietrina Brais, che è chiaramente un errore. Sono stati presi per informazioni sbagliate, come nella storia dei sequestri di persone in Sardegna è accaduto altre volte. Una volta persino per un nome equivocato, un cognome equivocato, perché tutta la nostra potente, anonima sequestri a volte cominciava con 3 che si incontravano, dico per caso, al bar di Dal Masso sulla 131 e decidevano che si poteva sequestrare uno ricco allevatore di Santo Lussurgio, perché così veniva considerato. L'ultima parte è tutta dedicata all'esperienza in carcere, di inedito rispetto ad altre storie. C'è che Nino Mele fa in tempo per una questione di generazione alla quale partecipa, ma non solo per questo, a entrare anche un po' nei movimenti, tra virgolette, politici che si formano dentro il carcere per migliorare le condizioni del carcere, per denunciare le politiche carcerarie, non soltanto, ma anche lo Stato, l'autoritario. Lì partecipa a qualche sommossa, aderisce a movimenti vicini a Barbaggia Rossa, al movimento armato sardo, ne parla bene con un pochettino di nostalgia, è come se fosse proprio l'occasione giusta per porre le questioni, è il modo giusto per porre le questioni del carcere. E questa è la strada che secondo me con più tenacia continua da allora, ha a che fare con la sua condizione, cerca di far rivedere i processi e tutta la sua vita perché siano corrette le interpretazioni sbagliate e cancellate le condanne ingiuste, e poi perché ritiene
e questo giustamente, al di là di quello di cui è responsabile, che il carcere in Italia sia al limite proprio della tortura, del maltrattamento. Tenete conto che c'è una condanna della Corte europea del 2013 per il sovraffollamento dei carceri italiani, che tutto accade in contrasto con la nostra Costituzione, che dice che la pena deve tendere al reinserimento della persona. Tutto accade purtroppo in una condizione nella quale l'opinione pubblica, quanta più gente vede messa in galera, più è contenta. Sappiamo tutti che siamo in una fase di questo genere. Io finisco questa parte e poi taccerò, salvo qualche sollecitazione, la parte più appunto di tenace, che rende attuale il suo impegno, che in qualche modo riscatta e ridà dignità a tutta la sua vita, molto più che le azioni da valente che pure ammette, questa della scrittura, della volontà di fare i conti con gli altri, oltre che con la propria coscienza, in una resa pubblica di tutta questa esperienza, che è anche un invito alla riflessione. Il fatto di scrivere ovviamente lo espone anche, come oggi, a qualche critica, come qualcuna di quelle che gli sto facendo io, ma questo è anche, mi sembra, il coraggio vero di una persona, di assumersi responsabilità, di mettersi in piazza, tra virgolette. Per questo, di nuovo, complimenti all'editrice che lo ha ripubblicato e a Bacchisio, che ha avuto l'ardire di farlo venire qua in piena estate, e naturalmente a lui. Io te la posso fare una domanda, che è questa. Sì, calma ragazzi, però se venite non è che venite a vedere il personaggio che dice ho sparato al tale e al talato, non lo dirà. Lui giustamente lamenta lo stereotipo del quale si vorrebbe liberare, del bandito, del sequestratore, al quale sembra che sia la condanna vera che si aggiunge a quella dei tribunali e del carcere, quella che dura più a lungo e che lo inseguirà anche da uomo libero. Io penso che ci sia però anche lo stereotipo del bandito eroe in Sardegna. E moltissima letteratura su questa materia è edificante e lavora a affermare questa tesi qua. E tutti partono dal presupposto che hanno subito un torto gravissimo nella loro infanzia, adolescenza, gioventù. Questo accade anche per vicende del mio paese, ma si ripete uguale dappertutto. Uno comincia a fare il bandito perché dice oh, ma gli hanno ucciso il babbo, oppure gli hanno rubato il gregge, deve vendicarsi, c'è la pressione ambientale, eccetera, eccetera. Invece io non la racconterei così. Spesso i nostri banditi sono più ricchi dei carabinieri e dei poliziotti. C'è qui un ex carabiniere in congedo. Sono più ricchi, sono sicuramente più prepotenti. Al mio paese accadeva che tu potevi essere preso, questo per dire delle circostanze che determinano la vita delle persone, e diventare carabiniere o poliziotto perché eri a rischio di fare il bandito. Sono racconti autentici dei maresciallo dei carabinieri di allora, del parroco. Sono talvolta i sequestratori più ricchi del sequestrato. Per cui io tutta questa retorica del bandito ribelle, eccetera, la contrasterei con più determinazione nelle scuole, nella formazione dei nostri figli, dicendo guardate che non è così. Che ne pensi di questa affermazione? Buonasera a tutti, ormai sapete il mio nome, non mi presento, mi ha già presentato. Voce? La voce
voce, la mia è un po' bassa, e speriamo che resista a questo tono. Ecco, bene, alla domanda ci arrivo un po' dopo. Parto col nuovo titolo del libro, che è Il marchio del bandito. Il marchio del bandito è stato scelto non perché io sia un bandito, lo sono stato, ma il marchio del bandito resta a chiunque di noi che entra in carcere, resta per tutta la vita, anche se non ha fatto il bandito, resta per tutta la vita. La Costituzione, è vero, parla di reinserimento nel tessuto sociale per chiunque sia in carcere, eccetera, eccetera. Ma non è così. Non è così. Quell'articolo viene completamente disatteso e spesso anche, cioè, è abusato da chi gli fa comodo tirarlo fuori a secondo la comodità. Allora, il titolo è quello, il marchio del bandito. Il marchio del bandito è veramente un segno permanente per tutti coloro che sono in carcere. Io non percorro pagina per pagina il libro appena ristampato da Maria Maruzzo, da Alfa Editrice. Lo leggerete, molti di voi lo avranno anche già letto. Mi rifaccio un po' in alcune parti anche agli altri libri che sono già stati stampati da Sensibile alle Foglie. Mi voglio agganciare con questo, mi voglio agganciare su un altro libro che uscirà a settembre, gli eventi di chiunque di noi. Non è che li decidiamo giorno per giorno, a volte ci vengono pure da altre parti, ci vengono pure imposti o comunque obbligati. In questo nuovo libro che uscirà a settembre io narro di un invito fatto da un magistrato che mi viene in carcere e mi prega di occuparmi di un sequestro di persona, perché dice questo sequestro per noi va male, rischiamo di perdere questa persona. Io ero appena arrestato, ero ancora nel massimo isolamento. Il massimo isolamento era l'articolo 1 che prevedeva proprio il massimo di isolamento. Non potevo ricevere cibo dall'esterno, non potevo incontrare nessuno, non potevo cucinare, non potevo andare in chiesa, potevo solo ricevere dei libri, un colloquio una volta al mese. Oggi c'è più o meno una situazione del genere su 41 bis, però l'articolo 1 era quello. E io gli ho detto, ma scusi, ma perché viene proprio da me? Sono appena arrestato, mi viene, dice, io penso che lei sia la persona più adatta per fare. Bene, con l'insistenza anche di un avvocato, è una questione umanitaria, occupatene. Per noi occuparci di un problema, anche di ricerca di una bestia, di un gregge, eccetera, ce l'avevamo un po' nel sangue, era nel nostro DNA. Non me la sono sentito rifiutarmi, l'ho gestito dal carcere, è stato rilasciata questa persona, eccetera, eccetera. Nel prossimo libro se ne parlerà molto bene. Quindi gli eventi, ecco, io quella roba lì non l'avrei mai immaginata. È stato un magistrato che viene e mi chiede questa roba qui. Quindi vedete che delle volte non basta essere cioè protagonisti di chissà che cosa, che magari sono anche amplificate spesso anche dalla cronaca, dai giornali. Io non voglio vittimizzare, per carità, che adesso non me la prendo con i giornali e tantomeno con il giornalista qui presente, che adesso non lo è neanche più, quindi potrei anche dire qualcosa. Però i miei libri è stato anche uno spunto
proprio per quello. I miei libri sono nati attraverso un giornalista, per via di un giornalista austriaco. Questo era dirigente, era quello che dirigeva la sede RAI a Roma per l'Austria. E ha finito il suo mandato, hanno proprio smantellato questa sede nel 89. E lui mi ha detto: scrivi perché così almeno racconti tu la tua vita, racconti tu le tue cose. E io allora ho iniziato a scrivere. Questo giornalista mi ha mandato un pacco, ero a Bustarsizio, allora un carcere, una cittadella vicino Varese, mi ha mandato un pacco enorme, macchina da scrivere, una macchina tedesca, con caratteri tedeschi, carta di ogni tipo, blocco note, matite, temperamatite, penne, nastri per la macchina, una marea di cose. Il direttore mi concede tutto, è stato anche contento, e da allora io ho cominciato a scrivere, con l'aiuto anche di un altro giornalista, questo Pietro Roncari, che era giornalista della Prealpina, e così sono andato avanti. Quindi sono entrato in una situazione di criticità, e anche assumendomi delle responsabilità, e ho pagato anche delle conseguenze, ho avuto delle conseguenze, perché insomma il libro o si dice la verità o non si scrive. La memoria di un bambino di 4 anni è veramente forte, che ne dicano quello che vogliono i sociologi, ma la memoria di un bambino di 4 anni è forte, perché io ricordo i pianti di mia madre quando tornavo da Collucchio, mi ricordo i cespugli davanti alla caserma di Momuiara, che oggi non ci sono più, che io mi nascondevo lì per vedere, perché mio padre sapevo che era là dentro, e per 5 giorni, per diversi giorni, io andavo lì e mi nascondevo in questo cespuglio. Mi ricordo benissimo il sangue di quel carabiniere quando io gli ho lanciato la pietra, e gli è rimasta una cicatrice permanente e una puntata di carabinieri, che poi si è sposato anche a Momuiara, è morto, Petretto si chiamava questo carabiniere. Me lo ricordo benissimo, mi ricordo il suo neo che aveva qui, mi ricordo i bambini hanno una memoria, registrano, fotografano, poi magari la rielaborano, si sviluppa anche magari più grande, però la fotografia è scattata in quel momento, e in quel momento a 4 anni ci si ricorda tantissimo. Io non ho tirato una pietra perché sentivo di tirargliela, io ho visto l'arresto, le manette, non erano manette, il fiero di campagna, nel modo che è stato scaraventato lui con altri nella campagnola, il pianto di tutte le donne nel vicinato, che lui diceva: fatemi portare il cavallo alla stalla, niente da fare, il cavallo è rimasto così, in balia del leone, non si usa dire, e quindi buttati dentro la campagnola. Questi particolari sono registrati sul bambino, e quando mio zio mi dice: vai da tua madre, digli che ti dia un po' di sale, perché c'è l'usanza di tagliare il fegato e mangiarselo crudo. Quando ho visto tagliarsi il fegato e mangiarsi questo, la mia reazione è stata quella di tirargli una pietra, perché ho detto: come, arresti mio padre e poi ti vieni e ti mangi il maiale? Cioè era la disperazione, vederci senza maiale, ecco, perché i bambini seguono l'uccisione del maiale quando si è ragazzi, e la seguono, cioè con tanta attenzione, e questo era, certo non è stata una reazione spontanea di un bambino, non si può neanche classificare quale in quel momento, quale punizione potergli dare. La mia punizione è stata quella di infilarmi in una cassapanca dove c'erano sostapinos che gli dicevamo noi, i tappetini per il pane, e mia sorella mi portava da mangiare, io ero già latitante, e poi nascosto, perché ho detto: ho ucciso l'appuntato, adesso arrestano anche a me, e lui è lei che mi nasconde, mi nasconde in questo punto. L'episodio non l'abbiamo raccontato. Questo
E dopo l'arresto del babbo, lui vede un appuntato dei carabinieri che si avvicina a casa loro dove stanno macellando il maiale e accetta volentieri l'invito ad assaggiare Il fegato, perché era un pezzo di l'usanza. fegato. Lui fa una battuta e dice: ma come è arrestato babbo e vieni qui a maiale, perché il e brigadiere, li lancia. un carabiniere era sempre presente all'uccisione del maiale, c'era un carabiniere e Sudazzieri, Sì, erano era tutti e sul due. posto. Quindi questo è il passaggio. Poi è ovvio che insomma questi racconti, questi passaggi possono pure creare un po' di stupore oggi. Ad esempio il nipote di Tonino Pappa, che è quella docente universitaria che si è nominata prima, ha detto: ma come? Ma questo a 4 anni ha tirato una pietra a un appuntato. E io ho detto: digli che era di moda questo, no? Che a 4 anni così era, allora era di moda. Comunque come battute, insomma, a volte bisogna anche un po' In ironizzare. realtà quello non è un episodio grave, Annino. No, è un episodio Che ti comunque ha segnato. che mi ha segnato, perché io avevo rabbia dentro di me. Questo appuntato era partecipe all'arresto, insomma, come lui altri, però lui era presente in quel momento, normale, lui non è che era venuto, si usava, l'usanza era quella anche di invitare a chi ne gradiva un pezzo di fegato, eccetera, questa era l'usanza. E quindi questo tanto per... Come non era particolarmente violenta la sassaiola contro i maestri, io lo dico perché sono cose che facevamo anche noi, non è che si diventa banditi per questo. Però anche i pizzicotti, gli schiaffi che ci davano. Lo schiaffo del parroco. Non è se che tu non era reggi- violento, Sì. prendevamo tanto di quelle botte dai maestri e non ci lamentavamo tanto, perché ci lamentavamo quando rientravamo a casa e ne prendevamo dai genitori. Oggi è un po' diverso, oggi si va e si picchia il maestro, direttamente. Quindi le cose sono un po' capovolte, forse non so se in bene o non credo che sia tanto bene. Comunque va bene, comunque in ogni caso le tappe un po' alla volta cerco di spiegarle. La questione comunque che più a me mi preme è questo. Non mi sono mai classificato un santo, non mi voglio mai, e non ho avuto mai l'atteggiamento di nascondermi dietro un dito. Le mie responsabilità me le sono assunte, ho pagato, credo, a chi crede nella giustizia. Io spesso non ci ho creduto e credo poco anche oggi, perché non è che sono molto critico su quello che c'è. Io ad esempio sono per l'abolizione del carcere, sono per l'abolizione dell'ergastolo. Si dirà, ma però succedono delle cose, ok. Un passo alla volta si possono spiegare anche questi. Perché sono contrario al carcere? Perché il carcere non risolve il problema che la società si aspetta dal carcere. Sono contro i carceri perché i carceri li ho vissuti, io ne ho fatto 31 anni di fila, senza uscire un giorno. E quindi ho conosciuto la fase di un'epoca e di un'altra. E vi dico, guardate, la fase di quest'epoca è veramente spiacevole e delle volte mi viene anche difficile a me dirlo. Ho conosciuto il carcere dove in certi carceri si sparava a raffiche di mitra, i gruppi detenuti si sparavano con i mitra. Ho conosciuto gli omicidi in carcere, i turatelli, ho conosciuto... ecco, prima di quell'epoca queste cose non avvenivano in carcere. Il carcere, e io parlo da nuorese, era un luogo, un campo neutro. Nei cortili di Bado e Carro potevano passeggiare i nemici di sangue. Nessuno sapeva che quei due erano nemici di sangue.
Oscuramente nessuno sapeva, perché le questioni esterne si risolvevano all'esterno. Il carcere era un male, un punto di male che andava però rispettato, perché tutti soffrivano lo stesso male. Il carcere era un campo neutro. Questi scontri, questi omicidi, eccetera, noi li abbiamo vissuti, li abbiamo conosciuti per via del capovolgimento. La componente era ancora un po' quella vecchia, ma la tipologia dei reati si era via via modificata. Quindi si è passati alla droga. Dal 79-80 la grande mala, hanno conosciuto che la droga era un punto di guadagno forte. Pertanto un Turatello, per dire, viene fatto fuori perché il Turatello controllava Milano, e Turatello droga forse ne usava anche prima, perché però lui era sulle bischi, sui naipi, non era... ma a Milano serviva ai catanesi, per dire, ai napoletani, perciò uno come Cutolo o altri catanesi è logico che dovevano togliersi di mezzo a Turatello, perché Turatello è una figura molto importante a Milano e il mercato di Milano era importante per lo spaccio, per questa porcheria che io continuo sempre a classificare la porcheria che distrugge le nostre generazioni. Bene, vorrei fare un passo indietro un pochettino per quanto riguardano le anonime sequestri. Le anonime sequestri, è vero, è stato un reato individualista che puntava a degli autofinanziamenti. Però faccio una piccola parentesi sul bandito, sulla figura del bandito. Io non lo considero un eroe, il bandito, non l'ho mai considerato un eroe, ma un valore io personalmente riesco a darglielo. Anch'io sono stato un po' latitante negli anni 70. Io credo che il bandito dagli anni 70 in poi, la figura vera e propria del bandito sardo non ci sia stata più. La figura del bandito sardo a partire dall'Ottocento, guardate, non è da sottovalutare. I nostri storici non l'hanno raccontata bene, Il bandito di allora, e io parlo anche del bandito fino agli anni 70, guardate, non si è arricchito il bandito. Il bandito sardo è uscito latitante povero e morto, perché nelle cacce, nelle battute eccetera che si faceva, il bandito sardo ucciso nella macchina era un poveraccio. A differenza, vedete, la figura del nostro bandito sardo, che io non voglio esaltare, non voglio, per carità, che non devo essere frainteso su questo, ma allora posso parlare dei banditi calabresi, dei banditi siciliani, quelli sì, che avevano un ruolo forte con le istituzioni, con la Chiesa, con la politica, eccetera. Il bandito sardo non ha fatto penetrare, ad esempio, quello che oggi chiamano mafia. Da noi perché non c'è? Perché la malavita e comunque il bandito in particolare, perché il bandito era anche un pilastro di sicurezza e non era tanto prepotente, no? Perché il bandito sardo, quando si avvicinava a un ovile, non era amico del proprietario, era amico del servapastore, desuterato. Non desumere, desuterato. Quindi la sua permeabilità nei poteri forti non c'è mai stata in Sardegna. Ecco, allora secondo me sarebbe bene dargli una definizione un po' più meritevole su queste figure, perché i banditi di una volta uscivano latitanti perché erano contro lo Stato, perché erano contro quelli che sono venuti e non accettavano l'imposizione di uno Stato esterno. Guardate, abbiamo avuto anche le epoche delle chiudende che non sono spiegate per niente bene. Ci parlano di Mulino, ucciso,
poveraccio, un cieco, poeta che per una strofa ha dato fastidio al potere, è stato ucciso. E tutti gli altri abitanti che venivano fuori, molti ne io, ad esempio dei Serriti, di tanti altri, che uscivano fuori perché non volevano pagare il dazio, le imposte. E quindi quando arrivava quello del dazio nel paese, che allora erano i paesi un po' più isolati e magari con delle strade meno praticate di quelle di oggi, in genere quelli venivano acchiappati e rimandati indietro. Quindi io non voglio adesso classificare quel bandito come un ribelle, magari come un anarchico. In ogni caso era una figura ben accettata dalla società, e quando la società lo accetta, il popolo lo accetta, cioè il paese lo accetta, ecco, è ovvio che vanno le cose ribaltate. Basta poco, basta scrivere, saper scrivere, e si ribaltano le verità a piacere. Qualche settimana fa, 10 giorni fa, credo, sono stato da Ettore Canavera. Ettore Canavera è una comunità vicino a Cagliari che ospita ragazzi minorenni detenuti di Quartucci. Mi ha detto: Annino, abbiamo 26esimo di comunità, mi piacerebbe un pezzo, mi scrivi un pezzo. Io ho scritto un pezzo, non sapevo come iniziare, perché oggi viene quasi difficile scrivere, non è facile. E infatti con queste parole ho iniziato. Faccio fatica a trovare il filo del discorso, però lo trovo, perché sono testato, lo trovo. E a un certo punto io ho paragonato due cose, che oggi si parla tantissimo, si parla di trafficanti di morte, di questi viaggi che fanno dall'oltremare, che vengono, metà muoiono per strada e metà riescono ad arrivare in cerca di salvezza, in cerca di... Ho detto: guardate, e ho scritto, guarda, la stessa cosa avveniva nel nazifascismo. Nel nazifascismo c'erano gli spalloni, quelli che trafficavano, contrabbandavano nei confini. E quanti ebrei hanno fatto uscire quelli? E quanti partigiani hanno fatto uscire? E quanti altri che erano contro il nazifascismo li hanno fatti sconfinare? E si facevano pagare quelli, non è che li facevano passare gratis, no? A volte ricevevano la doppia paga, quello che veniva, che gli aveva la promessa di essere passato dall'altra parte, e poi lui lo Stato se lo vendeva ai tedeschi, per dire. Quindi, insomma, le cose sembrano diverse l'una con l'altra, ma si assomigliano tantissimo, e stiamo parlando degli anni 30 e oggi siamo nel 2019. Guardate, si assomigliano lo stesso. Quelli che fanno attraversare sono più o meno le stesse persone che salvavano i ebrei, uguali, più o meno la stessa cosa. Questi scappano dalle guerre, scappano dalle torture nel loro paese, torture nei punti di attracco come la Tunisia. Poi quando arrivano da noi non è che siano, perché noi abbiamo dei carceri a cielo aperto, stiamo attenti. Una volta si diceva dov'era Auschwitz, tutti lo sapevano dov'era, però siccome era lontano, a noi non ci riguardava, perché non era una cosa. Lampedusa, Tunisia, questi paesi sono lontani, non ci interessa. Muoiono 300 persone soffocate, ma il giorno dopo ce ne siamo dimenticati. Un giorno ci diranno se sapevamo di queste tragedie, di queste cose qua. Ecco, a volte mi viene da scrivere anche e riflettere anche su questo. Sono cose che io del passato le ho studiate, quelle del presente le sto vivendo e le sto vivendo anche sulla mia pelle. Io quando sono uscito, che per uscire l'ho fatta io l'istanza, perché io non ho accettato la semilibertà. Ho detto: o mi date la condizionale o continuo a restare in carcere.
mi hanno dato la condizionale. Ho detto, ho fatto 31 anni. A 26 anni il codice prevede la condizionale, quindi ne ho fatto 31, più 4 di prima sono 35, più la liberazione anticipata, eccetera, vado a 42, sono a 42 anni. Se devo ancora uscire per lavorare fuori, per dire che non è semplice neanche trovare un lavoro e rientrare la sera in carcere, no. Allora preferisco i 45 giorni all'anno, esco quando un giorno e poi me ne torno, però quella cosa lì per me è ingestibile e così li ho scritto e mi hanno dato la condizionale. Allora, anche per un risarcimento alla società o comunque magari simbolico, ognuno può pensarla come vuole, mi serviva anche a me capire meglio la comunità. Ho fatto un anno di volontariato in una comunità di tossicodipendenza a Colico, in provincia di Lecco. Bene, mi è servito tanto perché ho capito che anche lì c'è una situazione di disagio molto forte e non lo condivido. Non condivido, malgrado che io sia per la chiusura del carcere, ma non mi piace che le comunità diventino trampolino di lancio dal carcere verso loro. La comunità dovrebbe occuparsi prima che i ragazzi entrino in carcere, perché la droga in carcere, il ragazzo che entra non si guarisce, è una cosa micidiale quello che avviene. Le medicine che gli vengono date è una cosa ancora peggio di quello delle droghe che aveva all'esterno, ancora peggio. Quindi, ecco, questi meccanismi non piace a volte dirle, non piace perché ad esempio se io dico la repressione forse ci guadagna da queste cose, non piace. Se io dico questo non piace, perché dice, ma la repressione sono i carabinieri, sono i poliziotti, sono le guardie carcerarie, sono i finanzieri. Ho capito, ma una situazione come è la droga è una piaga sociale, non c'entra niente la repressione, non c'entra niente, anzi, queste sono cose che vanno a peggiorare, con la repressione si peggiora, perché l'abbiamo visto in tutti i luoghi, l'abbiamo visto. Quindi, secondo me, se una cosa del genere, essendo una piaga sociale e va riconosciuta, veramente una piaga sociale, vogliamo ancora dare in mano le generazioni a chi ci guadagna, lucra sulla loro pelle? No, io credo che le soluzioni si trovino. Ognuno di noi può esprimere la sua, ma però non è quella la soluzione, però insieme, ragionando eccetera, la soluzione si trova, come si è trovata quella dell'alcol, quando si pensava che tutti diventavano alcolizzati, e non è così, come l'ha trovata Basaglia nel chiudere i manicomi, non siamo diventati tutti matti. Cioè le soluzioni per una società migliore si trovano se le società cominciano a riflettere e a capire che qualcosina non funziona sulla repressione. Quando noi abbiamo avuto un passaggio di lotta armata, perché colpiva loro, perché toccava loro, e lì sì che lo Stato ha cercato di prosciugare le pozzanghere e mettere a secco i pesciolini. Veramente lì sì che ha studiato e si è messo con i loro sindacati, si è mosso con tutti e hanno eliminato la lotta armata, che era a un livello alto, anche se non ci viene raccontato, era un livello alto, eppure lo Stato, perché non lo fa con le generazioni che sono dall'80 che muoiono continuamente con queste droghe? Perché non lo fa? E dov'è? C'è un interesse, perché c'è un interesse, guardate, c'è un interesse. Perché in quel campo lì, c'è un fiume di soldi, tutti i giorni c'è un fiume di soldi che scorre, e a discapito dei giovani, a discapito della società. Una società, quindi, se la vogliamo una società migliore, ma anche non violenta,
dobbiamo intervenire. Sì. Questa parte facciamo fare un po' di domande. Sì, infatti sulla società violenta, che anche su questo delle volte mi sono soffermato, io credo che oggi stiamo attraversando una fase molto delicata, sia sul femminicidio, sia sui giovani che comunque pare che la vita di una persona non conti quasi niente, conta pochissimo. A differenza di altre volte che magari uno aveva paura di essere ucciso perché si metteva anche un bambino davanti alla sella, sul cavallo, eccetera. Quell'uomo lì non veniva sparato perché c'era un innocente e veniva rimandato. Quindi anche su quello, che per carità non va giustificato, ma comunque evidentemente c'era il valore della vita, c'era un valore. Oggi non c'è valore, oggi si ammazza. Se c'è un piccolo si uccide anche lui, se c'è una donna si uccide anche lui. Sono successi in questa zona omicidi di ragazze, giovani, piccoli, adolescenti, tra buono e serio, Adeno Maggiore, col banditismo mitico che dici tu. Ma sono state uccise delle donne, due a serio. Ma si possono contare, si possono contare nel periodo di San Cosimo, perché uno che temeva di essere ucciso si faceva accompagnare dalla moglie e dalla cognata, hanno ucciso tutti e tre. Però ma erano casi questa è una discussione lunga. Ma erano casi rari, cioè oggi sono i giovani stessi, cioè c'è una società più violenta. Sembra così a noi che quell'epoca magari era, oggi è più violenta. E quando un ministro dice io per i fatti di sangue butto le chiavi, quel ministro non ha capito niente, perché i fatti di sangue sono in famiglia, più che altro. Quindi o si aggiorna o se no crea disinformazione e porta avanti una situazione che comunque è sgradevole e si è verso un decadimento. Grazie, facciamo fare qualche domanda al pubblico. Farei però, per ingentilire dopo due uomini maschi, tra virgolette, Maria Marungio, vuoi dire due cose? Perché hai rieditato il libro? Così ti presenti. Maria Marungio è l'editrice della Alfa. Sì, dunque la domanda che mi hai fatto Umberto è come mai ho ristampato questo libro? Beh, io comunque sono sempre convinta che la vicenda di Annino e la vicenda di quel periodo storico, no? Del banditismo, delle anonime sequestri, sia utile parlarne, sia utile leggerle, sia utile parlarne, perché sembra che sia calato un velo e non se ne parli più. Invece io credo che è stata un'epoca brutta per la Sardegna. Abbiamo subito tanti danni, però è importante che questi fatti non vengano nascosti ma se ne parli apertamente. Questo è il motivo per cui ho ristampato questo libro, anche perché voglio dire, conoscendo anche le vicende di Annino poi in un certo senso, perché io ritengo che un po' Annino sia lo spartiacque tra la sua vicenda, sia lo spartiacque fra un tipo di banditismo e quello nuovo più che non aveva nessun senso, voglio dire, se non quello molto venale dell'accaparramento dei soldi e del coso. Però voglio dire, il fatto che Annino si sia dedicato dopo tutti questi anni, io vi laponado ad Annino prendendo in macchina ora. È un miracolo che dopo tanti anni di carcere, è un miracolo che ne sia vestito usando le gonca, cioè perché voglio dire, girare tutti questi carceri, 41 anni, insomma, sono veramente, perché voglio dire, non è neanche difficile immaginare com'era la vita e non è che oggi sia meglio. E poi per le battaglie che sta portando avanti, che comunque, insomma, e poi per i lavori futuri che andremo a portare avanti già da settembre in poi. Io ho sentito dire a lui in un video che diventi l'editrice di tutto quello che pubblicherà d'ora in avanti. È quello che ha pubblicato, perché Annino ha scritto tantissimi libri. Di quelli del Sessione del Foglio. Esatto. Cioè hai preso i diritti.
in un certo Non- senso sì, ecco. Però ci sono anche altri lavori nuovi che andranno in stampa a breve, insomma. Questo è tutto, insomma. Grazie. Se ci sono domande, considerazioni, prego, presentatevi così vi conosciamo tutti. Prego. Madonna, è un nome, Faccio voto di brevità. se no la invitiamo noi a un certo punto a chiudere. Qualche minuto. Sono Giancarlo Lucchi, vivo a Ghilarza da 12 anni, felice di esserci venuto dopo 14 anni da Alghero che mi aveva letteralmente stancato, con tutto l'affetto che mantengo per gli amici. Ti stringo la mano e ti do del tu, mi piaci come persona. Io sono stato uno di quelli che asciugavano la palude con i pesciolini per 15 anni e ho avuto la fortuna di essere ancora qui. Qui ci sono